Sono ore concitate queste per i vigili del fuoco di tutto il Veneto. Domani appuntamento a Padova per la partenza verso Genova delle sezioni di Venezia, Treviso e Verona, dopo quelle di Belluno e Padova, già sul luogo del disastro, per portare aiuti e la speranza di poter salvare nuove vite sotto le macerie. Ci hanno già preallertato che domani dovranno partire, io penso che partiranno almeno 3 sezioni, quindi dovrebbero essere circa 27 unità orientativamente, però ancora il dato ufficiale non c'è perché la notizia ce l'hanno data questa mattina. In attesa del fonogramma per capire quali i numeri esatti degli uomini da sostituire, una nuova terrificante certezza, con il motivo del crollo del ponte, non un fulmine bensì il cedimento dei sostegni, così il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia. La dinamica del crollo parte una parte e poi si vede l'esplosione dei tiranti dall'altra che chiaramente si sono trovati triplicati i carichi e non ce l'hanno più fatta e sono entrati in crisi, no? Quello che qualcuno dice un fulmine, no? Quella era proprio l'esplosione dei cavi che non riuscivano più a tenere, quindi sono andati, si tratta di centinaia di tonnellate di tiro, quindi evidentemente quelli sono gli effetti. Domani in partenza uomini ben formati e addestrati nel salvataggio di vite umane tra le macerie. Si sta andando proprio con sistemi di alta capacità, quindi personale appositamente formato per la ricerca e la movimentazione in maceria. Anche qui a Venezia, a Mestre, c'è un campo macerie dove questo personale si addestra costantemente proprio perché evidentemente la capacità di penetrazione, la capacità di movimentazione, di verifica immediata della stabilità, perché poi dovete immaginare che queste sono situazioni di strutture anche molto pesanti in equilibri assolutamente instabili.